se non lo senti nelle gambe che appartiene al mondo intero. Ed ogni posto è la tua casa, se quel che lasci indietro è poca cosa. Se nella tua valigia metti poco, il viaggio sembrerà un po' più leggero, ma la mia valigia non può essere leggera perché dentro c'è la mia vita intera. Perché le melodie sono antiche, le melodie che sgorgano, diciamo, dal cuore, come vengono scritte per la maggior parte da me, ma poi arrangiate insieme. Non c'è un lavoro, diciamo, cerebrale, c'è proprio un lavoro molto distinto, e quindi seguiamo moltissimo quello che ci piace senza stare troppo a domandarci se è giusto, se è lecito, se è opportuno. E poi ci sono i testi, e questi testi rendono questo progetto, che ha delle complessità, è vero, però lo rendono chiaro, perché noi cantiamo delle canzoni su un tema, e il tema è la migrazione umana. Qualcuno ha detto che la meta si fa viaggiando, ma in questa barca, per questo mare scuro, io so già dove sto andando. Tra facce sconosciute ostili a mendicare un posto in purgatorio, senza sapere se quel che perdo è un po' di meno di quello che trovo. Viaggiatore senza meta, la meta si fa viaggiando, ma in questa barca, per questo mare scuro, io so già dove sto andando. Viaggiatore senza meta. Io penso che anche l'immagine delle donne come oggi è una schifezza. Allora mi piaceva dimostrare che le donne, ma non per fare le femministe, bla bla, cioè che le donne possono essere armoniche insieme, cioè raccontare delle cose. Viaggiatore senza meta, la meta si fa viaggiare.